dal centro Equipolis Tiziana di Fossalta e Portogruaro, dove verrà ospitato questo concorso internazionale di volteggio in questo weekend di Pasqua, la donna che rappresenta il volteggio in Italia, direi anche qualcosa di più. Prima italiana a vincere la Coppa del Mondo nel 2013, successo ripetuto nel 2014 e poi nel 2017, in mezzo a un ginocchio che ha fatto le bizze, 10 campionati italiani da grande e uno da piccola, così facciamo 11, e prima c'era stata la ginnastica artistica. Com'è nata la scelta di lasciare la ginnastica artistica per il volteggio, visto che è una disciplina? Prima abbiamo fatto vedere anche questa brevissima esibizione, giusto così per dare due nozioni per chi non conoscesse questa disciplina, ma com'è nata la voglia da bambina di salire sul cavallo e quindi di fare questo sport invece che quello con cui avevi cominciato? Beh, sicuramente è stata una casualità, perché sono andata un giorno in un maneggio e ho scoperto il volteggio dal nulla e quindi ho conosciuto subito Nelson e mi ha detto dai, sali sul cavallo e prova. E così è Quel stato. cavallo era? Adenauer. Adenauer, il primo tuo cavallo. Così sono salita e è stato amore a prima vista, perché è stata veramente una cosa bellissima e ho iniziato a provare, a fare qualcosa, mi ha messo in piedi, mi ha fatto galoppare e l'emozione di salire su un cavallo è stata grandissima. E poi ho scoperto comunque che il volteggio è l'unione di tutti e due questi sport, sia del cavallo sia della ginnastica artistica, ed è stata una fusione unica e quindi ho deciso di dedicarmi al 100% al volteggio. Il cavallo con cui ti abbiamo visto qualche minuto fa invece si chiama Monaco Friends, sì. In mezzo ce n'è un altro però. Sì, c'è il mitico Harley, che è veramente il cavallo della vita sia per me sia per Nelson e sia per l'associazione La Fenice, perché ha dato tutto quello che poteva dare, ha portato grandissimi risultati alla nostra associazione, ci ha portato nei gradini più alti del podio e ora lavora ancora con i ragazzini un po' più piccoli, li porta a fare i primi internazionali. Per esempio, le 3 Coppe del Mondo con che cavallo? 2 con Harley e 1 con Monaco. I 10 campionati italiani? Gli 11, scusa. Ce n'è uno con Adenauer, sì. Una con Unor, che è stato il primo cavallo con cui ha gareggiato a livello nazionale, diciamo, poi Adenauer, poi Harley e poi... No, i numeri, quanti con Adenauer? È troppo difficile. Il cavallo che invece si infortunò negandoti una importante competizione, chi era? Harley. Harley, cosa gli era accaduto? Perché spieghiamo che il cavallo è importante al punto che può capitare, a volte si fa male l'artista, io che atleta di artista, il volteggiatore, come è successo a te, ma a volte ci può essere una zoppia, un difetto nel movimento in qualcosa, per cui sì, tu quella volta sei rimasta a terra. Infatti in visita veterinaria, come consono fare la visita veterinaria prima di questi grandi eventi, Harley è stato fermato per una zoppia e quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo gareggiato col cavallo di riserva che era Dante, arrivato da poco alla nostra scuderia, e abbiamo voluto provare con lui. Qual è l'importanza e qual è il rapporto che ha il volteggiatore con il cavallo? Perché da fuori non è facile capirlo. Beh, sicuramente ci deve essere una grandissima armonia, non solo tra volteggiatore e cavallo, ma anche con il longier, perché il cavallo è puramente in mano al longier e quindi ci deve essere una fiducia reciproca di questi 3 elementi. E quindi quando sali a cavallo devi essere in sintonia con lui, sentire il suo galoppo e conoscerlo già da tempo e quindi lasciarti andare, lasciare fuori tutte le paure che si possono avere e pensare di essere in allenamento. Quando ti sei rotta il crociato, ricordo bene, sei caduta da cavallo? Non sono caduta, sono scesa da cavallo. Sei scesa? Esatto, Non è colpa del cavallo? No, era ai World Equestrian Games in North Carolina a settembre e niente, ho fatto il technical test, che è la terza manche, e il technical era, diciamo, tra virgolette perfetto, se posso dirlo, e però nella discesa purtroppo il ginocchio è ceduto e
L'hai capito subito? Sì, io sì, ho tentato di non capirlo, di rimettermi in piedi per la manche finale, ma non c'è stato niente da fare. Adesso, tu hai vinto da 10 volte il campione italiano. Onestamente, per il movimento del volteggio, è un bene o è un male che nessuno riesca a batterti? Adesso mi essere onesti, la Juventus che vince sempre lo scudetto dicono per il calcio non è un bene. Anna Cavallaro che vince 10. Sicuramente fino a 5-6 anni fa non c'era tanta concorrenza, invece adesso ce la fai a perdere. Sta crescendo. ce la facciamo perdere. Ma io mi impegno tanto. No, e quindi sta crescendo ed è un bene per l'Italia che questo movimento è appunto in crescita e speriamo che tante leve dai livelli juniores salgano e continuano in questa strada senior che a volte è un po' più difficile. Allora, io questa è una cosa che dico da appassionato di cavalli, devo dire che pur avendo fatto salto ostacoli ignoravo questa disciplina, lo dico perché come me possono ignorarla in tanti, l'ho scoperta quando a Fiera Cavalli abbiamo fatto le dirette con Ride TV e quindi io ho scoperto questa disciplina, abbiamo fatto vedere anche delle immagini con Ride TV proprio per farla conoscere, quindi vi invito tutti quanti a condividere questo video, condividere l'altro video che è sempre sulla pagina FISE Veneto, dove per esempio Anna ha fatto questa piccola dimostrazione per far conoscere una disciplina che, devo dire, purtroppo, perché è davvero spettacolare, bellissima, tanti ancora ignorano, ma con la speranza che diventi presto disciplina olimpica. Speriamo che non sia troppo tardi per me però.